Wall to Floor. Sistema continuo per la decorazione di pareti e pavimenti. Wall to Floor è un sistema composito che permette di ottenere su superfici orizzontali e verticali interne rivestimenti continui, secondo le più recenti tendenze dell'architettura di alto pregio ad uso civile. Controllare la planarità del supporto prima di iniziare l'applicazione. Applicare con rullo a pelo corto uno strato di Wall to Floor a tena ricoprendo tutta la superficie, comprese fughe e spigoli. Versare un sacco da 25 kg di Wall to Floor Rasal NF in 5 o 6 litri d'acqua e miscelare il prodotto con trapano munito di frusta per circa 3 minuti. Tempo di vita dell'impasto circa 60 minuti. Applicare con spatola inox il primo strato di Wall to Floor Rasal NF ed inglobare una rete ad armatura in fibra di vetro con trattamento anti-alcali di peso nominale grammi al metro quadrato 80-90 più o meno al 5%. Accostare i lembi di rete senza sovrapporli. Attendere l'essiccazione della superficie ed applicare con spatola inox un secondo strato di Wall to Floor Rasal NF a rasare. Lavorare la superficie ancora umida per compattarla. Addizionare ad ogni confezione da 15 kg di Wall to Floor Top Coat NF, prima della posa in opera, una confezione da 5 kg di Wall to Floor Component B. Miscelare con l'ausilio di idoneo agitatore meccanico per circa 3 minuti. A completa miscelazione dei due componenti è possibile aggiungere fino al 5% di acqua. Tempo di vita dell'impasto circa 90 minuti. Applicare con spatola inox un primo strato di Wall to Floor Top Coat NF a rasare. Attendere l'essiccazione della superficie ed applicare con spatola inox un secondo strato di Wall to Floor Top Coat NF, lavorando la superficie in funzione dell'effetto estetico desiderato. Su superficie asciutta, eliminare eventuali accumuli di materiale tramite carteggiatura con carta abrasiva P400. Procedere successivamente ad un'accurata pulizia della superficie carteggiata tramite aspirazione. Versare Wall to Floor Primer Component B nel Wall to Floor Primer Component A e miscelare manualmente o con agitatore meccanico per circa 60 secondi fino a completa miscelazione dei due componenti. Diluire la miscela con il 400% di acqua. Tempo di vita della miscela circa 60 minuti. Procedere all'applicazione con rullo per parquet in mohair o con rullo per smalti di uno strato di Wall to Floor Primer diluito. Distribuire uniformemente ed omogeneamente il prodotto sulla superficie, avendo cura di saturare la porosità del supporto.
Versare Wall to Floor Prime Clear Finish NFB nel Wall to Floor Clear Finish A e miscelare manualmente per circa 45-60 secondi. O con un trapano miscelatore munito di elica sotto lenta agitazione per circa 1 minuto. Diluire la miscela ottenuta con circa il 10% di acqua. Prima dell'applicazione di ogni strato di Wall to Floor Clear Finish NF è consigliabile filtrare la miscela ottenuta. Tempo di vita della miscela circa 60 minuti. Su supporto asciutto e pulito, applicare con rullo per parquet mohair o con rullo per smalti il primo strato di Wall to Floor Clear Finish NF diluito. Stendere uniformemente il prodotto su tutta la superficie. Attendere la completa essiccazione ed applicare un secondo strato di Wall to Floor Clear Finish NF diluito. Attendere almeno 24 ore prima di calpestare la superficie trattata. Indurimento completo 7 giorni.